Sicuramente unire quello che è un brand d'eccellenza come il Teatro Stabile del Veneto a un luogo come Cortina, un paese come Cortina che ci rappresenta nel mondo, a maggior ragione adesso che arriveranno anche le Olimpiadi nel 2026, è un qualcosa di strategico. Di questa collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, di metterci in rete con i teatri più importanti della nostra regione, una Cortina appunto che non è solo capitale dello sport, ma una Cortina che vuole essere anche in qualche modo un riferimento per il teatro. Devo dire una grande occasione, una grande opportunità, un seme che oggi gettiamo e sono sicuro che darà dei frutti molto importanti. Un altro primato quindi? Sì, un primato. Cortina è stata prima in tante cose, non solo la scalata del K2, la prima ad ospitare le Olimpiadi del 56. Cortina vuole essere, ripeto, una protagonista anche della cultura. Poche località montane, probabilmente solo Cortina, possono offrire un'opportunità culturale come la nostra, quindi non solo una montagna di libri, non solo gli eventi letterari veramente di rilievo, ma anche delle occasioni legate alla musica e legate in questo caso anche al teatro. Io guardi, sono veramente felice di questa nuova partnership che si è proprio concretizzata tra l'altro veramente in pochissimo tempo, perché per Cortina vuol dire solamente avere l'opportunità di vedere sul territorio delle programmazioni teatrali di rilievo e non solo, è da un anno più o meno, anzi esattamente 7 mesi, mi hanno corretto prima, che il mio assessorato sta cercando di mettere insieme musica di alto livello, teatro per ragazzi e perché no, adesso appunto si è concretizzato il teatro di spessore, da portare proprio non solo per i nostri, diciamo così, ospiti, ma soprattutto per la gente che vive a Cortina, che adesso come adesso è obbligata a spostarsi nella vicina Belluno oppure andare a Padova, Treviso, Venezia e Verona per poter assistere a degli eventi, diciamo, di spessore culturale. Quindi questo è un primo passo e sono convinta che potremo solo migliorare. E insieme a quindi al Teatro Stabile, a Music Cantus, che appunto si occupa di portare musica di grande livello, questo sarà possibile. Devo dire che però la cittadinanza di Cortina è importante dare la possibilità anche qui di portare questi eventi, ma per fare in modo anche di portare gente a vivere a Cortina. Cortina ha pochissimi abitanti e noi stiamo cercando di creare strutture per far diventare sempre più appetibile per la famiglia venire a vivere da noi.